Allora, primo ospite in studio con noi questa sera, il segretario regionale dell'UGL Raffaele Padrone. In un clima di riassetto generale del Paese, forse anche le forze di polizia vanno a finire all'interno del calderone, perché mi pare che all'orizzonte ci sia una ipotesi di ristrutturazione. Sì, ben ritrovati, ma dico niente di nuovo per chi è abituato a seguire Telepordenone in questi ultimi anni da quando sono qui seduto il sabato, niente di nuovo per chi legge sui giornali. Pare che invece la notizia sia stata nuova e improvvisa per un dirigente che il giorno dopo il mio intervento sul giornale, non più di 3 settimane fa, mi ha rimbeccato, come si dice in gergo militare, scrivendo che io facevo del procurato allarmismo. Io vorrei ringraziare questo dirigente, anche perché quando poi è venuto qua da Trieste, è venuto a Pordenone, direttore, invece di illustrare i provvedimenti dell'ufficio postale di Pordenone, che sarà chiuso, a breve sarà chiuso, ha pensato bene di rimproverare qualche collega perché non aveva lo scudetto. Bene, adesso a questo signor dirigente rimproveremo noi il fatto che ci darà i soldi dello scudetto, perché visto che la polizia postale fa parte di uno di quelli uffici che andrà a chiudere, perché questa riorganizzazione che ci è stata detta giovedì a Roma è quella di una riorganizzazione di alcuni uffici. Vede, direttore, alcuni uffici effettivamente magari dove ci sono 4 persone può essere una forma sprecata mantenerla lì, però ci sono degli uffici un po' più particolari, come quello ad esempio della Polfe di Casassa, che ha per il numero di uomini però è soggettata a un controllo territoriale che arriva fino oltre Codroipo, fin quasi alla provincia di Udine. La stessa cosa per Pordenone, cioè noi non possiamo andare a chiudere degli uffici, o meglio, diciamo quali uffici sono previsti in Friuli. Ecco, io per la prima volta mi sono scritto alcune cose, ad esempio la Polfer di Cervignano è prevista la chiusura del posto di polizia ferroviaria, così come quella di Tarvisio, così come la postale di Udine, e il settore di Tarvisio della polizia di frontiera dovrebbe diventare un commissariato. Allora vede, ci sono degli uffici che poi strutturalmente esistono e le funzioni le fa a capo, non so, l'ufficio di Pordenone. Faccio l'esempio della stradale di Spilimbergo: se succede un incidente, voi prendete la contravvenzione dalla stradale di Spilimbergo, poi tutti i verbali vengono strutturati dalla stradale di Pordenone. Quindi lì posso capire che alcune ristrutturazioni possono essere fatte, ma a Pordenone io ho dei numeri che mi passano i colleghi dei nostri uffici. C'è un ufficio come la polizia postale, una specialità come l'ufficio postale, la polizia postale delle telecomunicazioni, scusate, che oggi lavora con 700 protocolli all'anno, che denuncia 440 persone ogni 3 mesi. Ormai i reati sono online, sono alla diffusione, cioè, di tutti. La vecchietta che va a denunciare che è stata truffata online, la persona che va a denunciare il reato di pedofilia, cioè queste persone dovranno partire adesso e andare fino a Trieste. Quindi voglio dire, ci sono degli uffici così importanti che non possono essere chiusi, ci sono degli uffici che possono essere raggruppati per dare maggior sicurezza, però qua abbiamo dimostrato che questo governo, protestare non abbiamo voluto protestare perché non avevamo un ministro, il ministro ha pensato a tenersi la poltrona, è andato lì a piangere per tenersi la poltrona. Cercheremo in questo adesso dal prossimo ministro dell'interno, che purtroppo è sempre rimasto lo stesso, però con un incarico, speriamo di poter riuscire a parlare col ministro e salvare queste cose, perché attenzione, la sicurezza è una cosa importante. Grazie quindi a Raffaele Padrone, segretario regionale dell'UGL Polizia, e adesso